Escono di cella i fratelli Alberto e Francesco Stella, accusati di omicidio preterintenzionale per la morte giovedì notte a Tovena, di Cison di Valmarino, del 45enne Alessandro Sartor durante una rissa scoppiata nel locale Al Baccaro. In mattinata in carcere l'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice Gianluigi Zulian, che nel pomeriggio scioglie la riserva. Entrambi scarcerati, arresti domiciliari per Francesco, 26 anni, solo obbligo di firma per Alberto, 31. Assistiti dal loro difensore, l'avvocato Danilo Riponti, i due giovani hanno fornito al GIP la loro versione dei fatti. Abbiamo risposto, abbiamo cercato di chiarire un episodio molto triste, ma nel quale i due Stella non hanno responsabilità penali. La vicenda necessita di un approfondimento giudiziario accurato. Ha contorni molto fumosi, ha circostanze che devono essere approfondite. Prima circostanza fondamentale è accertare le cause del decesso della povera vittima. All'esito forse si potranno ricostruire molti particolari, ma comunque hanno risposto molto a lungo e con grande chiarezza e con grande fermezza e determinazione. Il pubblico ministero Daniela Brunetti ha conferito nel pomeriggio al medico legale Alberto Furlanetto l'incarico per l'autopsia sulla vittima, che sarà eseguita domani in mattinata. La difesa ha nominato come proprio consulente il dottor Antonello Cirnelli. Fondamentale capire se il 45enne sia morto per i colpi ricevuti o se sia stato stroncato da un malore. L'avvocato preferisce non dire troppo della ricostruzione fornita dai due ragazzi, che da subito si sono dichiarati innocenti, sostenendo che Sartor è caduto da solo. Lasciamo che l'autorità giudiziaria verifichi 1000 dettagli importanti che sono stati assicurati, perché se si trapelano questi dettagli poi si rischia di alterare l'indagine, le testimonianze e le ricostruzioni più corrette. I due giovani hanno potuto lasciare dunque il carcere, come chiesto dall'avvocato. Quella di Francesco, la posizione è ritenuta più grave. Il difensore è convinto che però tutto verrà alla fine chiarito. Sono dei ragazzi solidi, sono dei ragazzi seri, con grandi responsabilità professionali e aziendali, con grande coscienza di essere piombati in una situazione addirittura aberrante per la loro caratteristica di persona. Tuttavia è una situazione dalla quale hanno le motivazioni forti per uscire a testa alta, molto alta.